Pronti? 1, 2, 3. Valido questo secondo segnale con l'errore di numero 2, Urra dei Mille, davanti Zingaro Gad, che prende la testa nei confronti di Velvet Lux in seconda posizione. Numero 5, poi Vassallo in Stella, terza. squalificato. Ancora Vian Rose, quarta lungo i birilli a precedere Ulisse 3B. Quindi Taiga Jet, che è partita molto forte da più 20 e si trova in sesta posizione con all'esterno Augurio P. Davanti alle tribune Zingaro Gad ha già preso ampio margine di vantaggio nei confronti di Velvet Lux, che è secondo e cura la posizione avanti a Vassallo, quindi Vian Rose, ancora Ulisse 3B, Taiga Jet, Augurio P allo scoperto, che è marcato però da Taiga, che sembra volersi scoprire. Poi via via gli altri con la mossa in mezzo alla pista da parte di Zitrunas. 600 in 45,5. Continua in una corsa tutta sua per il momento Zingaro Gad, a ritmo anche sollecito vista la categoria di appartenenza. Una G, quella di Zingaro Gad, che fa 1 minuto e 8 decimi per i primi 800 metri di corsa e va a completare il primo chilometro in solitaria, mentre intanto Velvet Lux cerca di riaccostarsi. 1,16,5 il primo chilometro. Passaggio davanti alle tribune con in vantaggio Zingaro Gad nei confronti di Velvet Lux, Vassallo in terza posizione, Ulisse 3B che ha anticipato la risalita di Taiga Jet, si è messo allo scoperto, così deve retrocedere Zitrunas perché è rimasto suo malgrado in terza ruota. In terza pariglia esterna c'è Augurio P, cerca di venire via dalla coda anche Vento del Pino, che però trova compito molto arduo. 15,5 anche davanti alle tribune, Zingaro Gad continua in evidenza a 600 dalla conclusione nei confronti di Ulisse 3B 10, e Velvet Lux, Vassallo, che lottano per la seconda posizione per il momento. Poi Taiga Jet e Auguri OP a 500 metri dalla fine. Il leader inizia a essere sollecitato, prende margine di vantaggio importante, 2,1,5 per il miglio da parte di Zingaro Gad, che è in netta fuga da Velvet Lux, che è secondo. Poi impazza la lotta per il terzo con Augurio P, che sembra il più produttivo in mezzo alla pista, deve scavalcare Ulisse 3B e Taiga Jet. In retta arrivo è una passeggiata per Zingaro Gad e Roberto Vecchione, che vengono a vincere al minimo dei giri. Alessandro Raspante al training, la scuderia Fior di Loto al secondo, Velvet Lux al terzo, Augurio P a precedere Ulisse 3B e Taiga Jet. 2,36 sul mio cronometro, 1,16 il ragguaglio cronometrico con la partenza in giravolta per il successo netto e facilissimo di Zingaro Gad. Roberto Vecchione che lo porta al traguardo in facile percorso di testa. Come abbiamo detto, Alessandro Raspante al training, la scuderia Fior di Loto a chiudere il pomeriggio dall'Arcoveggio, la vittoria del Sauro Zingaro Gad.